Ed eccole le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose va assolutamente fatta, quindi una delle tre cose dovete venire a vederla nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025. E a questo proposito, una delle tre cose ve la diremo oggi per i territori di Go 2025. Partiamo con la nostra prima scelta, eccola qua, quella di oggi, Gradisca di Sonzo. Gradisca di Sonzo, Electric Youth al nuovo teatro comunale di Gradisca. Eccolo qua, vedete una formazione giovanile americana. Andiamo a vedere la scheda di promoturismo. Domenica 2 luglio, nuovo teatro comunale Gradisca di Sonzo, via Marziano Ciotti 1, www.electricyouth.com. Formazione, dicevamo, americana, giovanile, descrizione Electric Youth and the Boston Show Band. Eccola qua, però domenica 2 luglio, Teatro Nuovo a Gradisca alle ore 21. Come avevamo detto, Electric Youth di ritorno in Italia dopo l'estate del 2023, si presenta di nuovo in concerto in Austria, a Gradisca di Sonzo, Lignano Pineta, Menaggio Sant'Agata Napoli e a Ischia. Electric Youth, un dinamico gruppo di giovani artisti accompagnati da una band di 8 eccellenti musicisti, professori universitari di Boston, con un vasto repertorio che comprende tutti i generi di musica pop. Electric Youth presenta il meglio dei Beatles, dei Queen, Aerosmith, American Authors, Stevie Wonder, Lady Gaga, Bruno Mars e altri. Con bellissimi arrangiamenti e raffinate coreografie, Electric Youth presenta entusiasmanti interpretazioni delle grandi hit internazionali per un divertimento senza sosta del pubblico giovane e delle famiglie, organizzato direttamente da loro. Electric Youth, 38esima Main Street, Franklin, Massachusetts. info@electricyouth.com. Non so se qualcuno di voi avrà occasione di scrivergli per informazioni. Comunque è alle ore 21 per questa domenica a Gradisca di Sonzo. Questa è la prima cosa da fare nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare, ed eccola qua la seconda cosa da fare: crocevie, un sottile linea d'ombra. Dicevamo siamo a Mossa, interesse locale, alle ore 11 domenica 2 luglio del 2023. Siamo a Mossa, a Villa Codelli, via Codelli 15, 34070 Mossa, Gorizia. Una presentazione di un'opera, descrizione: Una spia in laguna di Cristiano Meneghel, thriller ambientato nel Golfo di Trieste nel XVI secolo, quando una spia della Serenissima in incognito sbarca nella laguna di Grado con l'intento di scoprire complotti e inganni che possono danneggiare la Repubblica. Dialoga con l'autore Alberto Vidon, organizzato dall'associazione Examina. Ripetiamo l'ora, ore 11 domenica 2 luglio a Villa Codelli a Mossa. E questa è la seconda cosa da fare: crocevie, una sottile linea d'ombra, a cura di Exanima. E andiamo a vedere la terza cosa da fare. Andiamo oltre confine e andiamo a Saxgo 23, incontro internazionale di sassofonisti, Nova Gorica, Slovenia, dal 26 giugno all'ultimo giorno, che è il 2 luglio 2023. Per il 26esimo anno consecutivo Nova Gorica diventa il punto d'incontro per i giovani sassofonisti emergenti provenienti dalla Slovenia e dall'estero. L'edizione 2023 dell'incontro internazionale dei sassofonisti, la cui reputazione tra musicisti e intenditori di questo strumento non fa che aumentare, si svolge all'insegna del festival e della scuola estiva di sassofono, sotto la direzione di Bostian Simon e Jan Grizar, che sono due nomi molto molto importanti. Vi segnalo il concerto di domenica sera, vediamo se riusciamo a vederlo online subito. Eccolo qua. Allora, domenica sera ci sarà il 2 del 7, Igor Lampert and Big Band Nova. Questa è la foto dell'artista e di quello che aspetta. Ripetiamo,
il concerto è domenica alle ore 21, piazzale Silvan Furlan a Nova Gorica. Questa è la foto di Igor Lempert and the Big Band Nova. Questa è la terza cosa da fare, siamo andati oltre confine per darvela, quindi è vero che, come vedete dalla nostra pagina Facebook, siamo Isonzo News Social News, ed è giusto che cominciamo anche a dare le notizie di oltre confine, di oltre non confine, io dico sempre, perché questo confine non c'è più. Ed era la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025. Abbiamo finito per oggi. Se passate dalle nostre parti e ci lasciate un like alla nostra pagina Facebook, ci permettete di farci conoscere e di tenere sempre più compagnia, sempre più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Noi ci vediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!